Partiti per questa prima serie della 3% ragazzi, ricordo corsia 1 SA Valchiese, corsia 2 US Quercia Trentin-Grana, corsia 3 Atletica Valli di Non e Sole, corsia 4 GS Valsugana Trentino e a chiudere corsia 5 Atletica Trento. Vediamo il Quercia Trentin-Grana e Valsugana Trentino, e Valsugana Trentino che va a vincere questa 3%, seguito dal Quercia Trentin-Grana e dall'SA Valchiese. Partiti per questa seconda serie, ricordo corsia 1 Atletica Tione, corsia 2 Atletica Team Loppio, corsia 3 GS Trilacum, corsia 4 Atletica Valli di Cembra e corsia 5 Atletica Rotaliana. Vediamo in corsia 3 il GS Trilacum in testa, con l'Atletica Rotaliana che cerca di risalire ma va a vincere il GS Trilacum, seguito dall'Atletica Rotaliana in questa seconda serie. Tempo chiaramente ufficioso di 40,78. Partiti anche in questa terza serie, ricordo corsia 1 per l'Atletica Trento 2, corsia 2 per la Valli di Non e Sole 2, corsia 3 per il GS Valsugana 2, corsia 4 per l'US Quercia 2 e corsia 5 per l'Atletica Trento 3. Rettilineo finale degli atleti, vediamo l'Atletica Trento 2 in corsia 1 in vantaggio con il Valli di Non e Sole che cerca di recuperare e vince Atletica Trento 2, seguita da Valli di Non e Sole e a chiudere US Quercia 2. Partiti anche in questa quarta ed ultima serie della staffetta 3% ragazzi, corsia 1 per l'Atletica Team Loppio 2, corsia 2 per l'Atletica Rotaliana 2, corsia 3 per il GS Trilacum 2 e corsia 4 per Atletica Valle di Cembra 2. Vediamo Atletica Team Loppio 2, Atletica Rotaliana 2, appaiati e va a vincere l'Atletica Team Loppio 2, seconda piazza per l'Atletica Rotaliana 2.